Allora il regno di Cavaldoglio andava da questa collina più fino a oltre questa collina. Quindi abbiamo una ventina di chilometri così fino ad Austus, ecco lì in fondo c'è Brucustina, Gennargentu, sì, un po' più vicino rispetto probabilmente nella prima tra questo piano, l'altipiano di Abbasanta e il Gennargentu, che siete coltivati. La prima catena. Da questa parte, ecco lì sono i Monti del Nuorese, da questa parte si intravede, non so se riuscite a vedere il becco, c'è un monticello un po' puntito, ecco voi siete lì perché quello è Monte Gonare. Sì. Appena sulla destra. Sulla destra è il Monte Gonare quello. Ecco questa è un po' la visuale che avevano. Naturalmente questo cosa ha comportato? Che per la lavorazione dei terreni loro avevano delle fattorie, quindi c'è un sistema stradario molto importante che arrivava fino alla vecchia Carlo Felice. Quindi passava c'era una diramazione che da qui veniva a San Leonardo, che era un altro punto interessante soprattutto per quanto riguarda i Templari. I Templari sono passati, non hanno lasciato. Invece lì a San Leonardo di Montelupo. Ah, qui si vede bene. E qui si vede un po' questa facciata è stata fatta nel 1933 come il ricordo del priore di allora e così via. Tu hai il titolo di priore? Priore di Sì, Don Canone Zunino. Tu hai il titolo di priore? e ancora c'è il titolo di priore. E mi raccomando, tutti in ginocchio di fronte a me, va bene? Comunque il titolo di